Michele Gandini, sono direttore della Scuola di Formazione Professionale Tusini Bardolino. Allora, cosa succede oggi? Un accordo con Federalberghi che significherà per voi che cosa? Allora, per noi comunque significa sempre la vicinanza sempre più presente delle aziende, in questo caso appunto degli albergatori, per promuovere e portare avanti quello che è il nostro corso di formazione professionale nel vitivinicolo, che parte sì dalla vigna, quindi tutta la parte di agronomica, di trasformazione del cantina e di vendita del prodotto, quindi nel formare i ragazzi alla professione del cantiniere, ma per poi chi resta con noi e prosegue anche per il quarto anno, fare tutta la parte di accoglienza in cantina, di analisi e degustazione dei vini. Il vostro corso, questo vostro corso di formazione non è così comune in Italia. No, diciamo che per noi è abbastanza il primo, sicuramente nel Veneto la specificità all'interno del vino è solo nostra e unica, e perfino la regione ha dato proprio una curvatura regionale, si dice, solo per noi. Ecco. Quanti studenti avete e quale potrebbe essere il loro futuro, giusto per proiettarli un po' direttamente sul mercato del lavoro? Sì, allora in tutta la scuola noi abbiamo 220 studenti. Per quanto riguarda il settore del vino sono una sessantina divisi nelle prima, seconda e terza. Poi ne abbiamo un'altra decina appunto nel quarto anno tecnico. Quella che è l'inserimento lavorativo poi che i ragazzi potrebbero andare a fare sono nelle piccole, medie, anche grandi cantine, perché le competenze che noi diamo sono trasversali, quindi trasversali per le piccole e medie cantine, ma anche specifiche e settorializzate anche per le grandi cantine. Poi se un ragazzo prende passione e capisce che anche questo mondo è il suo, entrare anche in tutta la parte che è la degustazione, le schede tecniche, la presentazione del vino, e quindi accrescere la propria formazione ma anche la propria competenza in questo settore, ha tutte le caratteristiche per poterlo fare.